ADARV è l'associazione dei direttori di anestesia e rianimazione del Veneto. È un'associazione che è venuta a crearsi da una costola di un'associazione più ampia, è un'associazione che ha tutte le caratteristiche di iscrizione all'albo regionale, che non ha valenza o connotazioni né sindacali né scientifiche, ma che vuole essere un momento di confronto continuo mensile con tutti i primari di anestesia. Come intende portare avanti la sua presidenza per i prossimi anni? I nostri obiettivi sono quelli di interloquire con la Regione per quello che è la mancanza di medici, in particolare di anestesisti, fare un monitoraggio attento del personale in servizio, ma anche quello che andrà in pensione nei prossimi 3 anni. Essere disponibili ai confronti anche in termini di performance delle sale operatorie e dell'appropriatezza di terapia intensiva, che era un percorso che avevamo già iniziato precedentemente. Lei ha citato un tema molto serio che è quello della carenza di medici. Cosa ne pensa? La carenza di medici, di specialisti e anche di medicina chiaramente generale è un tema caldo e molto pericoloso. Deriva da una correzione di 20 anni fa e quindi tanto tempo ci vuole ad arrivare a un equilibrio. Ci sono delle soluzioni tampone che vanno messe in atto adesso, ma le altre, quelle a medio e a lungo termine, dovrebbero essere condivise con quelli come noi che sono ogni giorno sul campo.